Ciao bellissimi, buongiorno, questo è il giorno 65 per noi, giorno 5 per Marta e abbiamo dormito stra bene, ce la siamo presa comoda, ci siamo svegliati alle 8, oggi è domenica e dato che negli scorsi 3 giorni abbiamo fatto più di 80 km, 82-83, oggi credo che faremo forse una quindicina, arriviamo alle porte di Montpellier, mangiamo bene e ci prepariamo a visitarlo domani. Alla fine ieri sera, dopo aver fatto il bagno, ci siamo spostati per trovare un posto un po' più nascosto. Abbiamo scoperto questo posticino sotto questo enorme platano e abbiamo dormito proprio bene. E oggi dalle 11 alle 13. Ok, pazzesco, siamo a Marcillerc, che è un paesino ed è proprio dove ci siamo fermati stanotte. Abbiamo appena scoperto che tra un'ora c'è quella tradizionale corsa con i tori di cui vi avevo accennato. Abbiamo preso un po' d'acqua. Abbiamo scoperto che la corsa dovrebbe partire con l'attraversamento dell'acqua. Sono tutti sul ponte e sulle rive del fiume ad aspettare l'inizio. È l'1:30 e alla fine siamo ancora nel paesino da cui siamo partiti, ci siamo fermati per vedere i tori e siamo tornati esattamente nel punto di ieri per mangiare. E niente, buon appetito! No. Dì la verità. Cosa c'è dentro? A parte le mosche, oggi abbiamo prosciutto, pane, limone, popcorn. Ecco quello che mangia lui. Non so come si faccia a parlare male di questa prelibatezza. Laggiù deve esserci un incendio. Se ne è accorta Marta per il colore di questa nuvola, che da dietro gli alberi non vedevamo bene. Chissà cosa è successo. C'è una luce pazzesca. Il fumo dell'incendio sta coprendo il sole, che è diventato tipo giallo. E tutta la luce qui attorno è giallissima. Eccoci, sono le 7:10 e siamo ancora qua. Abbiamo rimandato un po' la partenza, poi abbiamo pensato, abbiamo fatto tanti chilometri i giorni scorsi, qui abbiamo trovato un bel posticino dove passare la notte, quindi a sto punto restiamo qua, andiamo a dormire presto e piuttosto domani mattina ci svegliamo prestissimo e ricominciamo a camminare. Non ha senso che ora partiamo, facciamo 7-8 km e poi tempo di trovare un posto, di mettere la tenda, sono già le 11:30 e andiamo a dormire tardi. Quindi adesso mangiamo qualcosa, tipo biscotti al cioccolato scioltissimi. E poi dritti a nanna. Ciao bellissimi. Ciao bellissimi, buongiorno, giorno 65 per noi e giorno... 6. Giorno 6 Sembra per già Marta. un'eternità. Oggi abbiamo deciso di svegliarci prestissimo. Ieri sera siamo andati a dormire alle 10 e ci siamo e ci siamo svegliati alle 5:30. Messo via tutto di corsa, fatto la colazione, alle 6:30 siamo partiti e il sole ancora non si è fatto vedere, qui c'è una temperatura magnifica. Oggi arriveremo molto vicino a Montpellier. E
chiacchierando siamo già arrivati a Lunel. Abbiamo percorso una piacevolissima ciclabile molto tranquilla che collegava il paese precedente a questo, e adesso però mi sa che torneremo un po' su strada perché la ciclabile è terminata. Ore 10:25, stiamo passeggiando su una ciclabile accanto a Le Barbian. Le Barbian. Le Barbian. Proprio quello. E adesso fa già caldissimo e abbiamo già tutto pronto per il pranzo. Ora proseguiamo finché non troviamo un posticino caldo, no? This guy wants to kill me. Un posticino fresco dove stare a pranzo e dopo pranzo fino alle 4-5. Abbiamo già fatto più di 10 km, penso 12-13 adesso, e quindi penso che ne faremo ancora un 4-5 e poi ci fermiamo. Stasera magari ne facciamo ancora una decina per raggiungere un bel numero, ma con Lino è facile, col carrellino è veramente facile fare chilometri. Non hai fame? Allora, ho caldo. Voglio bere tipo 5 litri di acqua. Ce li abbiamo. Letteralmente abbiamo proprio 5 litri d'acqua. Non è troppo caldo alla fine. Visto? Il mio migliore amico. Ok, stiamo percorrendo la... Voie verte du pays de l'or. Ecco. Ok, abbiamo fatto pochissimi altri metri dall'ultimo video e abbiamo trovato questo parchetto. E dato che siamo a metà chilometraggio della giornata, mi sa che ci fermiamo qua oggi per pranzo. E stasera faremo le ultime 2-3 ore di camminata alla ricerca del posto per la notte. Se qualcuno ha una piscina, per favore. Bam! Spettacolo, spettacolo! Abbiamo fatto un po' di esperimenti col power bank e ho notato che tenendolo aperto camminando non carica quasi niente, o comunque molto poco. È come se lo spinotto si staccasse e smettesse di caricare. Invece tenendolo fermo così carica molto velocemente, quindi facendo queste pause pranzo è stracomodo. Adesso sono le 11:10 ed è al 46% di batteria la powerbank, quindi tra un po' vi dico come sarà. Sono solo le 11, ma sapete cosa? Ci siamo svegliati alle 5:30 e quindi Abbiamo fame! non è troppo presto per mangiare. Buon appetito! Buon appetito! Eccoci, sono le 2:10 e il pannello ha ricaricato fino al 100% la powerbank. Sono strasoddisfatto. In 3 ore, circa 3 ore. Ore 2:30, come stai? Hai riposato? Voglio morire. C'è un... caldissimo. Marta ha avuto una bellissima idea di usare questo per bagnarci con l'acqua senza sprecarla. Si sta molto meglio adesso. Mi immagino Nazario che a quest'ora è ancora che cammina sotto il sole. No, ma lui è un pazzo. Cioè, veramente no. Non è possibile. Cioè... Buona? Mi piace tanto bere un tè. È caldissima. Oddio. Manca ancora mezz'oretta e qua l'acqua bolle praticamente. Ora credo che compreremo delle nuove bottiglie d'acqua. Le fontane ormai sono sparite. In questa zona non ce n'è e se ce n'è sono proprio prosciugate. E quindi dobbiamo per forza rifornirci nei supermercati. Per fortuna abbiamo trovato questo boccione da 5 litri che sta andando veramente da Dio. L'unico problema è che alla fine chiaramente l'ultima parte di acqua è caldissima e è faticoso berla. Ah, però almeno c'è. C'è l'aria condizionata. Ragazzi, questa è la nostra nuova casa. Ore 8:30 e siamo di nuovo sulla pista ciclabile che accompagna il Bayon. Siamo a circa 22-23 km fatti, quindi adesso camminiamo ancora un pochetto e appena vediamo un posto dove parcheggiare ci fermiamo. Ore 9:10, abbiamo trovato una stradina che si dirama dalla strada principale, va verso un boschetto. Yes, sembra proprio perfetto. Oddio, ci sono anche i meloncini. Onesto, ha appena attraversato la strada una nutria grande tipo così, senza contare la coda. Non abbiamo trovato molto meglio, ma dormiamo qua.
Tanto domani mattina ci svegliamo prestissimo e sloggiamo. Prima ancora che si dica buongiorno, buongiorno bellissimi, giorno 65. Anche stamattina ci siamo svegliati all'alba, alle 5:30, siamo partiti alle 6:30 e ora stiamo per entrare a Montpellier. Oggi non abbiamo una destinazione precisa, sappiamo solo che attraversiamo la città e continuiamo in direzione di Tolosa. Che fresco! Ma se ci accampiamo qua stanotte? Oh sì! Davanti a un negozio di cibo oppure un ristorante, qualcosa, sì. È divertente che dalla strada principale per andare avanti dritti bisogna passare per forza nel centro commerciale e salire sulle scale mobili. La piazza della Commedia. E questa invece è Piazza della Compostela. Siamo nel posto giusto? Ah. Non siamo sicuri che sia quello che indichi il cammino di Santiago de Compostela, ma il simbolo somiglia a una conchiglia. E siamo arrivati a Place du Pérou. Indeed. Che è carino e credo che adesso dall'alto si veda qualcosa. E anche di qua sembra molto bello. Wow. Questo è l'acquedotto di San Clemente e il resto non ve lo traduco perché non so. Marta ha trovato abbiamo trovato un libro appoggiato qua sull'acquedotto. È perfetto, proprio ieri durante il pomeriggio mentre eravamo fermi nella pineta stavo pensando cavolo, mentre io faccio i video mi spiace che Marta non ha niente da fare, deve solo riposare, dormire. Avrebbe bisogno proprio E di mangiare, e ecco mangiare. per quello abbiamo tanto cibo. E abbiamo ritrovato la Grande Randonnée, giusto? Vi ricordate quella che abbiamo percorso un paio di settimane fa? Forse l'avevo anche pronunciata nel modo sbagliato. Comunque è una rete di sentieri escursionistici molto diffusa, ma non solo in Francia, ho scoperto anche in Paesi Bassi, Belgio e Spagna. Per qualche chilometro va nella nostra direzione, però poi abbiamo visto che va sempre verso Toulouse, ma facendo una serie di deviazioni che raddoppierebbe la lunghezza del percorso. Che divertente. Ore 11:30 abbiamo abbandonato Montpellier, stavamo pensando di proseguire in direzione di un paesino e di andare a fare la spesa in un supermercato e di cercare un parchetto, però abbiamo visto che lungo la strada c'è un McDonald's e all'interno sicuramente la temperatura è molto fresca. Salutiamo Montpellier e via! Ed entriamo a Juvignac. Siamo arrivati? Finalmente. È da mezz'ora che ci sono cartelli del McDonald's che dicono che manca un minuto in macchina, sì, ma era un minuto ogni 10 minuti. Sì. Posso già sentire l'ebbrezza del condizionatore. Non sono mai stata così felice di entrare in un McDonald's. Una persona, una ragazza di nome Melinda, ci ha appena avvicinati, si è seduta qua, ci ha chiesto un sacco di informazioni sul viaggio e ci ha invitati a casa sua, che non è esattamente sul nostro percorso, è una deviazione di circa 10 km, però direi che li possiamo fare assolutamente, anche perché sarebbe per me la seconda esperienza di ospitalità in Francia e per Marta la prima in assoluto.
E poi è stata veramente tanto carina e stasera c'è la festa di compleanno di sua figlia, quindi... 11 anni. Sì, bellissimo. Come ti senti Per cosa? per questa cosa che ci è appena successa? Non lo so, sono curiosa, cioè voglio vedere com'è di condividere con una famiglia che non conosco una serata, una notte, di vedere cosa può essere di tutto quello, le conversazioni, gli scambi di esperienze. Sì. Questa energia positiva, di gentilezza, di ospitalità è qualcosa di pazzesco. E adesso era un po' di giorni che non la sentivo, mi risveglia molti ricordi. Eccoci, sono le 5:15 e abbiamo abbandonato il McDonald's. La temperatura è ancora parecchio alta, ma dobbiamo andare perché abbiamo 10-11 km da fare per raggiungere la casa di Melinda, la persona che ci ha invitati, e non vogliamo fare troppo tardi, quindi vogliamo arrivare là al massimo per le 7:30-8. Mi sa che su questa strada e a questa andatura arriviamo dopo domani mattina alla festa di compleanno della bambina. Non è questo il paese che dobbiamo raggiungere. Però questo è Pigno ed è molto carino. Il prossimo dovrebbe essere il paesino dove saremo ospiti. Ogni volta mi dice dai Marta, se no arriviamo in ritardo, bla bla bla. Ma ho i piedi pieni di vesciche, ho male allo stomaco. Comunque sto camminando. Chi è quello che si ferma ogni 10 secondi? Ah, guarda questo, aspetta che faccio un video. E poi sono io che tutti dicono, ma non ti rallenta Marta? No, è lui che mi rallenta. A quest'ora sarebbe già arrivata a Finisterre. Caldo? Sì, è troppo caldo. Mancano 2 chilometri. Aspetta, dillo tu. Cornonterral. Esiste davvero, non era una fregatura. Ah. Siamo arrivati. Sono felicissima. Sei felicissima? Sì, è incredibile. Prima volta che mi succede una roba del genere. Mangiare finalmente! Do you want to say something to my followers? Hello, I'm Kim. I have 11. Don't you feel like it's strange to have strangers at home for your birthday? No, I love Stranger Things, so it's not strange for me. Great one.